Dopo i giorni di passioni causati dalle abbondanti nevicate, il sole, seppur timidamente, torna a fare capolino. Siamo nella provincia di Vicenza e come vedete il traffico in tilt e le strade bloccate sono ormai un ricordo da archiviare, anche se, stando alle previsioni del meteo, i prossimi giorni dovrebbe presentarsi una nuova ondata di maltempo, ma questa volta sarà pioggia. Sarà infatti la pioggia ad accompagnare i viaggiatori in questi giorni da bollino rosso. A Venezia è prevista acqua alta anche per la vigilia e il giorno di Natale, con punte massime di 130 centimetri, situazione che non accenna ad arrestarsi quindi dopo la marea eccezionale registrata la notte scorsa, che la colloca all'8ª posizione nelle tabelle storiche del centro maree, a pari merito con due eventi uguali verificatisi nel 68 e nel 2000. Marea che ha fatto sentire i suoi effetti anche nelle ore successive. Il deflusso dell'acqua è stato particolarmente lento, tanto che Piazza San Marco, una delle zone più basse, è rimasta percorribile fino alle 11 solo sulle passerelle. A causa del pericolo di slavine sono stati chiusi 4 passi in Veneto, quello di Falzarego, il passo Giao, il passo di Valparola che porta in Alto Adige e Campigotto che scende in Friuli Venezia Giulia. A renderlo noto è la società Veneto Strade che suggerisce prudenza in montagna a causa di nevicate sopra i 1000 metri di quota. Viene anche consigliato l'uso di gomme da neve e delle catene. La Marca resta nella morsa del gelo e delle polemiche. A Treviso ben 104 scuole sono state chiuse a causa neve. E il ministro delle politiche agricole, Luca Zaia, ha firmato il decreto che riconosce il carattere eccezionale delle calamità che si sono verificate in questi giorni nelle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.